Come sarà per l'Electrolux? Beh, mi lasci dire innanzitutto che è una bella notizia. Noi vogliamo essere della partita, dobbiamo non cantierare la fine del settore, quindi dell'elettrodomestico, ma investire e fare in modo che Electrolux e tutte le aziende collegate continuino a lavorare. Tutte le regioni interessate, le parti sociali e anche l'azienda, cosa chiedete? Ma guardi, siamo come i quattro moschettieri, siamo tutti per uno, uno per tutti, nel senso che difendiamo i quattro presidi e li difendiamo fino in fondo. Capiamo che è difficile fare impresa in Italia, ma sappiamo anche in egual misura, dalle informazioni che ho, che anche all'estero, dove la manodopera costa di meno, l'azienda non guadagna. L'Electrolux ha presentato però un piano pesante, questo taglio dello stipendio, come lo valuta? Questo è un confronto che c'è tra il datore di lavoro e i lavoratori, è ovvio che fa parte anche un po' del cerimoniale, no? Poi dobbiamo andare sul concreto e noi come amministrazioni, le regioni, la regione del Veneto vuole fare la sua parte, vogliamo fare in modo che non si cantieri definitivamente la chiusura di quella che noi definiamo la nostra Fiat. Chiederete lo stato di crisi per il settore? Ma dobbiamo assolutamente, come hanno fatto gli spagnoli, i francesi, affrontare questa avvertenza partendo da un presupposto. Stato di crisi del settore significa avere più mano libere per poter investire e quindi non avere l'Europa che ci chiede di non fare, ci blocca. Lei pensa che ci possano essere delle prospettive e salvare anche tutte le aziende presenti dell'Electrolux in Italia? Guardi, se un amministratore pensa che non ci siano più prospettive deve andare da un'altra parte. Io penso che il Veneto ha 600.000 imprese e il mio ruolo è quello non di chiudere imprese e aumentare i disoccupati, ma dare una mano ai lavoratori e agli imprenditori. Diceva che anche in altri paesi a Electrolux o comunque a multinazionali hanno in qualche modo dato dei paletti da seguire. Qui che paletti possono essere posti? Beh, ad esempio capire fino in fondo qual è il piano industriale, capire cosa si è fatto in passato, cosa si vorrà fare in futuro ed essere al fianco delle imprese e dei lavoratori. Questa non è utopia, è qualcosa che abbiamo già fatto con altri contenziosi e lo vogliamo fare anche con Electrolux. Abbiamo perso 3 mesi ma adesso recuperiamo velocemente. Si aspetta dal ministro Camonato, lei aveva già chiesto l'incontro tempo fa, non vuole più tornare diciamo, su... Guardi, io penso che i lavoratori non abbiano bisogno di polemiche, fanno solo che male. Sappiamo che abbiamo chiesto da subito il 12 ottobre di avere un tavolo, questo tavolo oggi finalmente c'è, guardiamo avanti, cerchiamo di essere una squadra e di risolvere i problemi, perché se la trasformiamo continuamente in polemica qui non si avanza di un millimetro. Comuni di Ormelle e San Paolo hanno detto